Il G7 in programma a Taormina il 26 e 27 maggio ferma momentaneamente le demolizioni degli immobili abusivi. La riunione dei capi di Stato necessita infatti della presenza di un contingente militare notevole per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento del vertice. Da lì la decisione di richiamare i corpi extraterritoriali sparsi per la Sicilia per organizzare il servizio d'ordine. Tra questi anche quelli che nelle ultime settimane hanno svolto il servizio a Licata, in contrada Nicolizia e contrada Colonne, dove è stato portato a termine lo sgombero delle macerie generate nei due cantieri. La decisione è stata comunicata al Dipartimento Lavori Pubblici e Urbanistica, che ha preso atto della situazione, avvertendo di conseguenza la ditta Patriarca. Slittano pertanto probabilmente all'inizio di giugno i nuovi abbattimenti secondo l'elenco diramato dalla Procura di Agrigento. Sullo sfondo c'è poi sempre la discussione all'Ars dell'ordine del giorno presentato lo scorso 26 aprile per arrivare ad una moratoria di un anno. Sempre a proposito di demolizione di immobili abusivi acquisiti a patrimonio indisponibile dei comuni, 28 centri della provincia hanno ricevuto una nota dalla sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri, l'aliquota in forza alla Procura della Repubblica di Agrigento. I comuni chiamati in causa sono Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Ioppolo, Lampedusa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Realmonte, Sant'Angelo Muxaro, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta e Siculiana. A tutti è stata inviata una richiesta di informazioni, in particolare vengono chieste informazioni sulle attività di competenza poste in essere per contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio. I militari dell'Arma, nello specifico, chiedono i dati relativi al numero delle ingiunzioni a demolire messi dai comuni, il numero degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale e il numero delle istanze di sanatoria o condono pendenti. La nota è stata inviata per conoscenza anche al procuratore Luigi Patronaggio.